Ancora disagi e disservizi per centinaia di catanesi da giorni senza luce né acqua. Il caldo non molla la sua presa. Le alte temperature e i maggiori consumi energetici stanno mandando in tilt le cabine elettriche della città e sono sempre più frequenti i distacchi di luce e conseguentemente di acqua. In via Vitaliano Brancati, zona Vulcania, centinaia di famiglie sono esasperate. Sono state delle giornate in cui non solo non si è potuto dormire, ma ci sono stati gravi problemi di salute anche per molti anziani che vivono in questa zona, che sono allettati e che ovviamente senza condizionatore sono stati malissimo. Chi può sceglie di abbandonare la propria abitazione. Noi siamo stati costretti a scappare di casa perché abbiamo 2 cani, poi anche mia suocera di 90 anni segregata a casa senza nessuno che la poteva aiutare, ascensore bloccato, una situazione veramente drammatica. Quindi in tanti avete lasciato le vostre abitazioni? Siamo stati costretti a lasciare l'abitazione. Siamo andati noi in ufficio. Residenti al buio, mentre ci raccontano, sulla pubblica via balzano agli occhi luminosissimi cartelloni pubblicitari. Bastava affacciarsi dal balcone per vedere la pubblica via illuminata regolarmente, soprattutto anche illuminazioni che in quel momento potevano essere assolutamente superflue, come quelle degli esercizi pubblici, illuminavano a giorno la città. Intanto ieri pomeriggio in via Maltese a Cibali i residenti hanno bloccato il quartiere in segno di protesta. Vogliamo i nostri diritti, vogliamo le bollette! Vogliamo le bollette, vogliamo i nostri diritti, siamo abbandonati. Grazie all'intervento del sindaco Trantino e del prefetto Librizzi, i tecnici dell'Enel hanno effettuato un intervento tampone nella cabina della zona per ridare la corrente elettrica a queste 160 famiglie da 5 giorni rimaste al buio e senza acqua. Il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini convocherà al più presto tutti i soggetti interessati alla gestione dell'aeroporto di Catania per accelerare il ritorno alla normalità. Dopo una settimana dall'incendio che ha reso inagibile il terminal A dell'aerostazione di Fontanarossa, rimane ancora drammatica la situazione attorno allo scalo, soprattutto per i passeggeri sempre più esasperati che continuano ad essere sballottati da un aeroporto all'altro con i voli dirottati a Comiso, Palermo, Trapani, con poco preavviso e senza troppe spiegazioni, a volte senza neanche un puntuale shuttle per il trasferimento. Io dovevo partire da Catania, ma prima mi hanno detto che dovevo partire da Trapani e quando stavo per prendere un Airbnb, cambiare tutto il viaggio, mi hanno cancellato l'aereo e l'ho dovuto ricomprare lo stesso aereo che stavo per prendere, più costoso, e sempre partendo da Trapani, io che abito a Palazzolo Acreide. Al terminal A si lavora per la bonifica, ma al momento non si trasloca. A Sigonella si cerca di potenziare il terminal C. Montata la tensostruttura che accoglie all'ingresso i passeggeri in partenza, l'obiettivo è di ottenere da ENAC il via libera per poter schedulare più movimenti rispetto ai 4 attualmente possibili. Nessuno si sbilancia sui tempi per il ritorno alla piena operatività dello scalo. Di certo sembra allontanarsi l'ipotesi del 25 luglio, mentre faticano anche gli altri aeroporti costretti a un super lavoro per accogliere i volo ex Catania. E se da un lato scoppia il caso dell'emergenza bagagli da riconsegnare, dall'altra parte si infiamma la polemica politica. Il ministro Adolfo Urso parla di situazione intollerabile. Il danno, dice, è grave non solo sul campo turistico, ma anche per quello reputazionale che rischia di perdurare nel tempo. La replica del presidente Schifani: polemiche sterili. Intanto, a conti fatti, Assoesercenti Sicilia stima una perdita di circa 40 milioni di euro al giorno, soprattutto nell'indotto del trasporto e della filiera turistica. Non accenna a diminuire il caldo record in Sicilia e nel primo fine settimana di esodo estivo è allerta rossa della Protezione Civile. Bagnanti e turisti scappano dalle città e provano a combattere le elevate temperature riversandosi sulle località balneari. Siamo andati nelle spiagge di Punta Secca e Marina di Ragusa per capire se in riva al mare si trova refrigerio. L'acqua del mare restituisce un po' di fresco e anche un po' di, quando c'è un po' di ventilazione, questo aiuta moltissimo. Bagnarsi frequentemente, bagnare anche la testa fa bene. Al mare bene, in casa con l'aria condizionata perfetto. Catania si sta peggio perché c'è molto più caldo di qua. Qua anzi credo che sia piacevole, un po' di venticello. Pensando che anche l'anno scorso ci sono stati ben 3 mesi di caldo torrido, speriamo di sopportarlo, ecco. Sudore, aria condizionata, acqua non finire e stando qua all'ombra. Col materassino, andando al mare, il climatizzatore a casa, questo è tutto quello che si può fare. Sì, il mare, più che altro il mare.
Secondo le previsioni, i primi giorni della prossima settimana porteranno condizioni estreme, con temperature che potranno superare i 47 gradi anche sulle aree dei comuni montani. A partire da mercoledì l'ondata di calore dovrebbe invece attenuarsi. Abiti speciali, quelli di Equo Dress, la sartoria sociale che riesce a trasformare i jeans dismessi da rifiuto ad outfit esclusivo. Modelle d'eccezione le donne vittime di violenza che hanno sfilato per Femminissima a Montedoro in provincia di Caltanissetta, la manifestazione organizzata dalla cooperativa sociale Etnos. Queste donne vittime di maltrattamenti hanno indossato per una volta un abito diverso contro ogni pregiudizio. Sì, è vero, coprivano il loro volto con una maschera per motivi di sicurezza, ma il loro sguardo era fiero, era pieno di dignità. Quella dignità che anche loro hanno acquisito grazie a questa esperienza all'interno delle case rifugio, quella dignità che ha portato loro ad indossare questi abiti. Donne che si sono sentite un avanzo della società, però diventando ora consapevoli e affrontando la realtà delicata che alcune di loro hanno vissuto legato alla violenza di genere. Il fatto di invece camminare insieme, condividere insieme anche quell'odio profondo che sentono dentro, quel sentirsi inizialmente rifiuto, poi invece far nascere l'orgoglio di essere donna e il coraggio invece di essere per come si è, far uscire l'identità. Venire fuori da percorsi difficili si può e queste donne, superando ostacoli e pregiudizi, stanno tentando di rinascere. Era il 5 ottobre 2015 quando il costone della collina di Letojanni venne giù travolgendo l'autostrada. Solo per un caso fortuito, in quel momento non passavano auto e fu evitata una tragedia, ma ci sono voluti 8 anni da quel crollo, con polemiche, ritardi, inchieste della magistratura per vedere la luce in fondo al tunnel, perché il 5 agosto, un sabato nel pomeriggio, dovrebbe essere riaperta la carreggiata Lato Monte, quella più colpita dalla frana, dove è stato necessario realizzare una galleria artificiale da 140 metri. Sta valutando col Consorzio Autostrade, con ovviamente i collaudatori, le figure coinvolte, se sia opportuno mantenere le 2 carreggiate aperte per il periodo estivo, che è il periodo di maggior flusso veicolare, e eventualmente poi riprendere i lavori subito dopo l'estate attraverso il consolidamento l'ultima parte di consolidamento che il lavoro necessita. Giovedì scorso il collaudatore, il direttore dei lavori, l'impresa che sta realizzando i lavori ed il responsabile del procedimento hanno effettuato un sopralluogo constatando come il cantiere stia procedendo a gran ritmo. A mancare infatti è davvero poco. Manca un pezzo di guardrail ad oggi, la segnaletica c'è, l'asfalto lo stanno completando, l'illuminazione delle gallerie è stata già fatta, credo che manchi un tratto di guardrail che verrà completato in questi giorni, proprio che è finalizzato alla riapertura totale della carreggiata. Immagini dal ritiro del Catania a Zafferana. I giocatori confermati dopo la galoppata vincente in Serie D della stagione scorsa, Chiarelle e Beters, i cui accordi sono arrivati subito dopo, ma anche i volti nuovi da Chiricò agli annunci in serie degli ultimi giorni, Ladinetti, Rocca, Mazzotta, Zammarini, Bocic, a cui si aggiunge Popovic. Tabiani subito a colloquio con De Luca e Giovinco, 2 giocatori di cui si deve capire il destino, e poi il nuovo team manager Armando Pantanelli, Stefano Agressi, pronto a dare il suo contributo di esperienza istantanea dal ritiro, in attesa che venga completato l'organico con il portiere, 2 centrali difensivi, un attaccante che la Neri ha annunciato di categoria superiore e un altro esterno. Intanto sono anche i giorni delle prime dichiarazioni, quelle dell'attaccante esterno Bocic e del centrocampista Roberto Zammarini. L'importante è che io sono qua perché l'ho voluto, mi hanno voluto fortemente, ma la cosa più importante è che io volevo venire qua perché ci tengo. E volevo dire ai tifosi che suderò la maglia, è una promessa questo. Penso che la storia del Catania parla da sé, e quando mi è arrivata l'offerta di venire a Catania non ci ho pensato un secondo, ho accettato subito e sono molto contento di essere qua. Gli allenamenti proseguiranno a Zafferana con 2 sedute giornaliere e andranno avanti fin quasi a Ferragosto, ma con la prospettiva di ultimare la preparazione alle pendici dell'Etna fino alle prime partite ufficiali per lasciare lo spazio necessario ai lavori che interessano il Massimino.
Da 2-0 a 2-2 con una reazione importante. Il Palermo pareggia l'amichevole con il Bologna che si è giocata ieri a Rovereto. Un pari conquistato grazie a questo stupendo gol di Soleri, ma il risultato passa in secondo piano. Sono infatti palesi i miglioramenti della squadra dal punto di vista atletico e tattico. I rosa hanno tenuto testa al Bologna nonostante l'evidente differenza tecnica dei protagonisti in campo. Il centrocampo ha fornito indicazioni positive. Stulaz sta aumentando i giri al motore. Vasic è un'ottima pedina di filtro, bene anche Segre. Certo, l'inizio della partita non è stato incoraggiante, il Bologna ha segnato subito con Barrov. Poi, dopo un primo tempo in cui i ritmi si sono abbassati, è arrivato nel secondo tempo il gol di Raimondo a fare il 2-0. La reazione del Palermo c'è stata, prima Damiani ad accorciare le distanze e poi il gran gol di Soleri a fare 2-2. Corini soddisfatto. Noi abbiamo la voglia di essere protagonisti, mi fa ridere chi pensa che dobbiamo esserlo solo noi. Io penso che saremo in 8-9 squadre a lottare per qualcosa di importante. Noi vogliamo ritagliarci il nostro spazio e sapendo che stiamo facendo un ottimo lavoro, sono molto contento per il ritiro di queste 2 settimane di lavoro. Adesso riposeremo dopo il lavoro di domani mattina di scarico che faremo insieme, un paio di giorni saremo pronti tra Spiazzo e Pinzolo a continuare la nostra preparazione e farci trovare al meglio possibile all'inizio del campionato. Mercato in attesa degli sviluppi della vicenda societaria della Regina e di capire quale campionato disputerà. Il Palermo vorrebbe chiudere per uno tra Rivas e Di Chiara. L'attaccante honduregno sarebbe il più richiesto, ma su di lui ci sono anche Sampdoria, Empoli, Lecce, Sassuolo, Hellas e Genoa.